Buongiorno, dottoressa Elisa Bencacci e benvenuta in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Grazie Antonella, ciao. Con te affronteremo dei temi difficili, difficili da affrontare. Sono parole che tutti noi in qualche modo usiamo, ma a volte non conosciamo così bene. E quindi vorrei proprio partire con te da alcune definizioni che ci aiutano poi a impostare tutta la nostra intervista. La definizione di che cos'è il dolore, che cos'è il lutto. Allora sì, ti ringrazio Antonella per questa possibilità di poter partire dalle definizioni. Le definizioni che sono, io dico sempre, non sono solo parole, sono dei concetti guida che possono e anzi devono aiutarci a comprendere il nostro vissuto, la nostra quotidianità e che possono anche poterci dare quella mappa che davvero possa aiutarci mano a mano in questo percorso così difficile. La difficoltà a volte sta proprio nel partire dal riconoscere che cosa si ha di fronte, quindi che cos'è il dolore, che cos'è il lutto, che sono due aspetti e mi fa piacere che si parta proprio da qua, distinti per alcune cose, ma che si abbracciano per alcuni aspetti, in particolar modo durante alcuni momenti critici della malattia e in particolar modo in una fase che è quella avanzata di malattia che poi andremo a vedere. Quando si parla di dolore è qualcosa che abbraccia tutta la complessità, non solo della persona, quindi del singolo individuo, non solo del suo corpo, quindi non si parla solo di dolore fisico, ma è un dolore per sua natura multidisciplinare, è un dolore che diventa in un certo momento della malattia, in un certo momento della vita, nell'anziano con demenza, un dolore globale. Il dolore è un'esperienza soggettiva, quindi è una modalità con cui la persona affronta e quindi percepisce quello che è inizialmente un danno. Se si pensa ad esempio al dolore fisico, si ha bene in mente il danno tessutale, quindi un danno che riguarda il nostro corpo e che può avere diverse origini, che può essere un dolore appunto che ha a che fare con gli organi interni, che ha a che fare con un danno che può essere anche più o meno profondo e che riguarda uno dei nostri tessuti, quindi nel nostro corpo. Ma questo è solo il punto di partenza, è solo ciò che noi non vediamo, ma che la persona ha modalità con la propria esperienza di vivere e di fare esperienza. Che cosa vuol dire fare esperienza del dolore? Vuol dire in maniera soggettiva dare voce, dare forma a quello che è il danno che noi non riusciamo a vedere, invisibile. Quindi ci sono tutte quelle manifestazioni del dolore che possono essere più o meno espresse, ad esempio verbalmente. Questo lo dico perché nella persona con demenza molte volte il dolore non viene espresso verbalmente, è un dolore che viene raccontato attraverso l'espressione del volto, attraverso la postura, attraverso quello che è il proprio corpo in relazione con l'altro. Quindi il dolore è qualcosa che ha a che fare con la propria psiche, quindi l'influenza, ad esempio, della nostra idea di dolore, di che cosa è stato per noi il dolore nella nostra vita individuale, ma anche nella nostra vita familiare, perché è interessante vedere come sempre di più il dolore è qualcosa che si trasmette, ad esempio, di generazione in generazione, ed è questo un indicatore della complessità che il dolore ha. Ci sono componenti emotive sotto quell'esperienza di dolore, sono quelle emozioni che danno il colore a quel dolore, che è un dolore che molte volte ci racconta di tristezza, una tristezza che va appunto al di là del dolore fisico, ma che ci racconta di un'esperienza di vita, di delusione, di perdita, tutto quello che la tristezza in questo caso può esprimerci. E poi c'è tutta quella componente che è sociale e che è relazionale. Quindi il dolore è qualcosa che abbraccia la complessità della persona e del contesto in cui la persona è, perché
tendo sempre a ricordare che il dolore è qualcosa di sistemico, che ha a che fare con la persona, ma anche con il suo contesto di vita. E, come dicevo prima, il dolore può diventare a tutti gli effetti globale e viene così definito in tutte quelle situazioni che hanno a che fare con la fine della propria esistenza, che hanno a che fare con quelle condizioni di irreversibilità che così come la situazione di demenza, ma anche se si pensa alla malattia oncologica, a tutte quelle situazioni in cui a un certo punto l'irreversibilità diventa il nostro palcoscenico che ci dà la direzione di cosa abbiamo davanti. E questo che cosa implica nell'espressione del dolore e anche nel vissuto stesso del dolore? Il dolore diventa qualcosa che ha a che fare con la propria idea di persona che sta perdendo dei pezzi di se stesso, che sta perdendo ad esempio, il proprio ruolo, che sta perdendo a volte il significato del suo essere al mondo, perché molte volte la perdita del significato della propria vita crea quello che viene chiamato l'aspetto esistenziale del dolore, l'aspetto spirituale del dolore, che è ciò che molte volte, il più delle volte, porta a quei fenomeni di angoscia, che viene chiamata proprio angoscia esistenziale, che è caratteristico purtroppo di quella fase finale della vita. E questo è qualcosa che tocca tutti trasversalmente, nel senso che dal bambino all'anziano, all'adulto, può a un certo punto essere espresso, quindi non ci sono delle caratteristiche che fanno sì che quel dolore sia meno evidente o meno probabile da vivere. È qualcosa che tocca tutti noi proprio perché ha a che fare con il nostro essere umani. È per quello che la componente esistenziale e di significato è così rilevante. E questo però può portare a tutta una serie di espressioni di questo dolore che molte volte, come dicevo, va al di là del danno fisico. Quindi possiamo vedere in moltissimi casi, anche per la mia esperienza con persone alla fine della vita e anche persone appunto con demenza in una fase, per esempio, già moderata della malattia, in cui possono esserci tutta una serie di comportamenti, di espressioni anche non verbali, come dicevo, che ad esempio si verificano spesso durante la notte. La notte è un momento in cui il dolore globale, il dolore esistenziale può diventare predominante. E questo, ad esempio, si verifica nella difficoltà a una corretta igiene del sonno, persone con un'insonnia persistente, con a volte anche questa serie di incubi che durante la notte prendono forma, a volte sotto forma di anche dei deliri apparentemente, ma che in realtà ci stanno comunicando qualcos'altro, quella forma di dolore che parte dalla propria anima, dal sentirsi lacerati come persona in grado di esistere. E questo purtroppo è una delle sfide più grandi che noi abbiamo, noi che ci prendiamo cura delle persone con fragilità, abbiamo nel riconoscere quando questo dolore globale viene espresso. Questo lo sottolineo sempre anche di fronte ai possibili trattamenti che possono venire in atto, perché molte volte a questa forma di dolore non è sufficiente il farmaco. Molte volte il farmaco che viene dato, per esempio, per la gestione del sonno o lo psicofarmaco, per esempio, non basta, non è sufficiente. Ed è per questo che è importante anche osservare e monitorare in questi momenti di angoscia dove la persona ci sta esprimendo questa forma di dolore, che cosa invece può essere messo in atto al di là dell'aspetto puramente fisico. E poi, per concludere la tua domanda, Antonella, il lutto. Il lutto, come dicevo, si aggancia a quello che è la definizione di dolore, soprattutto di dolore globale, perché il lutto, così come il dolore globale, è un insieme di risposte per sua natura multidimensionali. Quindi sono delle risposte che possono essere fisiche, possono essere emotive, sociali, relazionali e anche spirituali,
ed esistenziali. Risposte a che cosa? A delle perdite percepite dalla persona, quindi perdite che possono essere reali, concrete, come ad esempio la morte fisica di qualcuno, ma possono anche essere delle perdite simboliche, immaginate, così come la persona che ha una demenza, per esempio, allo stadio iniziale, può vivere un proprio lutto nel momento in cui ha la percezione di star perdendo alcuni pezzi di sé. E il lutto, è importantissimo da ricordare, non è un singolo evento, non è un momento specifico, ma è un percorso che si sviluppa nel tempo. Il tempo del lutto diventa fondamentale per comprenderlo. È qualcosa che nasce in risposta appunto anche a un evento come ad esempio la diagnosi di una malattia, come una malattia quale la demenza. Quindi la diagnosi è molte volte il primo evento trigger da cui si sviluppa questo percorso di lutto che implica un processo quindi in continuo cambiamento con delle fasi ben specifiche e con delle caratteristiche che nel corso del tempo abbracciano la persona, ma anche il suo contesto familiare, perché il lutto è un percorso di tutta la famiglia. Tutta la famiglia è coinvolta, non solo la persona che vive la malattia degenerativa, non solo il familiare che accompagna, ma tutto quello che è il sistema di cura. Quindi perfino i curanti vivono il lutto, questo percorso, che, come dicevo, ha tutta questa serie di aree, di dimensioni e che hanno anche una componente, dico sempre, che va al di là del cordoglio, che è quindi l'esperienza emotiva della perdita, quindi la tristezza, la rabbia, tutta quella serie di manifestazioni emotive, ma c'è anche una componente fondamentale del lutto che è l'aspetto che ha a che fare con la nostra comunità, con tutti quei rituali, con tutte quelle pratiche che il lutto comporta e che molto spesso sono ciò che crea e può creare più difficoltà, perché come sappiamo il lutto purtroppo nel familiare che accompagna un anziano con demenza è un lutto che ha una dimensione sociale a volte di non riconoscimento. Quindi si parla in questo caso di un lutto non riconosciuto con tutta una serie di stigmi di natura sociale e con tutta la difficoltà che parte proprio dal mancato riconoscimento del lutto stesso, che spesso viene vissuto dalla persona, dal familiare, ma che a volte la comunità e addirittura la famiglia stessa a volte fatica a riconoscere come lutto. A volte il lutto viene scambiato o viene mal riconosciuto, per esempio, con una depressione o con un'ansia di natura patologica. Ecco, questo è importantissimo da tenere presente, che il lutto non è una malattia, il lutto è un percorso normale e proprio perché è normale deve poter essere espresso, non può essere evitato, non può essere nascosto o trattenuto. È un percorso che non ha niente di patologico, ma che purtroppo può diventare eventualmente patologico se non se ne riconosce la naturalezza e se non si dà alla persona in lutto la possibilità di esprimere questi percorsi nel tempo. Tanta complessità dietro due parole che usiamo normalmente, quindi dolore, lutto, e forse questa capacità di comprendere la complessità di questi due fenomeni ci dice anche in che modo possiamo accompagnare, in che modo possiamo lenire la sofferenza, quindi quali possono essere anche i percorsi di accompagnamento. Nel tuo lavoro, in che cosa consiste accompagnare le persone in questi due ambiti?
Allora, l'accompagnamento è anche questa una parola che ci richiama a questo significato molteplice. L'accompagnatore è qualcuno che non si sostituisce, ma che aiuta e favorisce quello che è un percorso naturale. Io torno sempre su questo, su questa parola che vuole abbracciare quello che è il percorso di vita e di malattia della persona che si trova a vivere le fasi, quindi il progredire della malattia, e che si trova a vivere con naturalezza quello che è il percorso anche avanzato della malattia e finale. Naturalezza che richiama proprio una modalità di accompagnamento che deve essere portata in essere, anche perché non si può pensare, non si può parlare di accompagnamento senza tener conto di questo. Accompagnare una persona vuol dire favorire quello che è il percorso, come dicevo, di lutto che vive anche all'interno del dolore. Quindi il dolore deve essere riconosciuto e deve essere accuratamente gestito, sia con trattamenti di natura farmacologica, sia con trattamenti di natura non farmacologica e quindi psicologici, spirituali. La spiritualità è una componente della cura del dolore alla fine della vita e del lutto importantissima, fondamentale. L'aspetto emotivo, l'aspetto sociale, che partono dal riconoscimento però sia di questo dolore che del lutto. Quindi il primo step è sicuramente il riconoscere, come dicevo, intanto da un punto di vista del dolore, quando il dolore diventa refrattario. Che cosa si intende? Quando tutta quella serie di sintomatologie, come ad esempio l'ansia, l'angoscia, il dolore anche espresso ad esempio verbalmente per chi è in grado o non verbalmente, non trova spazio di trattamento possibile con tutto quello che abbiamo a disposizione. Quindi quando quel dolore diventa impossibile da trattare con tutto quello che sono dai farmaci ad esempio tutte quelle strategie assistenziali, di comfort, ad esempio ambientale, tutto quello che sono le tecniche di natura corporea, tutto ciò che riguarda il trattamento del dolore. Quando questo non è più sufficiente, si parla di dolore refrattario. Questo che cosa implica? Una serie di una gestione che parte dalle cure palliative e che all'interno delle cure palliative possa trovare una propria soluzione fino ad arrivare a quella che viene chiamata una sedazione di natura palliativa, che deve essere applicata, può essere applicata con gradualità. Non si tratta di porre fine alla vita della persona. La sedazione palliativa non è né eutanasia né suicidio assistito, non è niente di tutto ciò. È una procedura terapeutica che viene fatta con tutta una serie di accortezze da quello che è il medico palliativista, che deve essere chiamato in causa, ed è importantissimo coinvolgere l'equipe di cure palliative nel momento in cui questi sintomi diventano non più gestibili normalmente. E questa è una parte fondamentale dell'accompagnamento, avere a che fare con un approccio palliativo che, come sappiamo in Italia, è regolamentato dalla legge 38 del 2010, quindi ormai da circa 13 anni questa legge è parte del nostro bagaglio, quindi tutti noi cittadini abbiamo il diritto a richiedere le cure palliative, che non sono le cure di fine vita, non sono dare la morfina, non è quello, assolutamente, è una serie di interventi diagnostici, quindi si va ad agire a livello preventivo e a livello di trattamento, con l'obiettivo che non è quello di guarire la persona o di prolungare la sua vita, né di accelerare la morte, ma è quello di garantire una migliore qualità di vita residua per la persona, ma anche per i suoi familiari. Quindi le cure palliative, noi dobbiamo ricordarci sempre, essere un nostro diritto.
alla cura e che, come dicevo, vanno oltre anche l'aspetto farmacologico, quindi coinvolge tutta una serie di strategie e di approcci professionali, quindi anche qua è utile per il caregiver avere a che fare con un personale preparato ad accompagnare, non si può improvvisare un accompagnamento, bisogna essere preparati ed avere un'equipe, quindi il medico, palliativista, ma anche una figura psicologica e a volte anche una figura di assistenza spirituale, per esempio. Come dicevo, una figura importante in questo percorso di vita, dove l'obiettivo diventa quello di aumentare il proprio comfort possibile, non guarire, non curare, ma prendersi cura della persona, promuovendo quello che è il senso della dignità. Quindi l'accompagnamento deve essere da una parte su questo aspetto del dolore globale, come dicevo, e dall'altra accompagnare vuol dire riconoscere e prendersi carico di quel lutto di cui parlavo. Le cure palliative, all'interno della stessa legge 38 del 2010, parlano di supporto al lutto. Il supporto al lutto è parte fondamentale dell'accompagnamento e delle cure palliative, che devono partire, il supporto al lutto deve poter avere un proprio spazio graduale e di percorso, come dicevamo, nel tempo, già a partire dalla diagnosi di una demenza. Quindi anche questo è qualcosa che la persona che si prende carico, il familiare, deve sapere che questo è un suo diritto e può essere anzi un aspetto fondamentale per cominciare a comprendere quelli che sono i propri vissuti, cominciare a comprendere che a volte non è una depressione quella che si sta provando, che non è oh mio Dio, sto diventando matta, sto impazzendo. Ad esempio, a volte un aspetto del lutto può essere anche una dimensione cognitiva, per esempio. Il caregiver che vive un lutto può naturalmente provare, vivere dei momenti di confusione cognitiva, per esempio, dove non si riconosce, non riesce più a comprendere come poter gestire la propria giornata e a volte c'è la sensazione di essere malati, di avere qualcosa che non va. In realtà è grazie a un supporto al lutto, già in questi momenti iniziali o, come dire, in quei momenti dove ci sono quegli eventi trigger nella malattia, per esempio quando l'anziano con demenza comincia a perdere alcune delle capacità, come può essere l'alimentazione autonoma o quando non c'è più il riconoscimento del proprio familiare o ancora prima, a volte quando non è più in grado di guidare autonomamente la propria macchina, se vogliamo. Sono tutti questi degli eventi trigger nel percorso di malattia che innescano un percorso di lutto. Molte volte in quei momenti non c'è qualcosa che non va. Il caregiver non è matto, non è malato, ma semplicemente sta vivendo con naturalezza quello che è il proprio percorso di lutto. Quindi è importante, quando si parla di accompagnamento, avere la possibilità con un professionista di aiutarci a riconoscere che cosa stiamo provando, quelle emozioni, quelle risposte di natura anche cognitiva, quelle sensazioni anche di mancanza di significato. Quando il caregiver può arrivare a chiedersi, ma qual è il senso della mia vita? Io adesso che cosa sono? Chi sono diventato? Non sono più la moglie di mio marito, ma chi sono? Ecco, anche questi momenti, questi interrogativi sul senso della nostra vita, fanno parte della dimensione del lutto. E quindi poter avere un professionista che ci accompagna nel riconoscere queste manifestazioni, nel dare un nome, nel comprendere che quello è un momento del lutto in cambiamento. Quindi questo sicuramente è il senso dell'accompagnamento per me. Cominciare precocemente, il più precocemente possibile, nel momento in cui la persona sente il bisogno di avere una guida, di avere qualcuno che possa aiutarlo in questo percorso, fino a trovare degli spazi anche di espressione di questo lutto.
perché tra le varie modalità di vivere il lutto c'è anche quella di trovare ad esempio dei propri rituali, dei propri spazi di espressione del lutto, dove poter lavorare attraverso i percorsi di questo lutto, che sappiamo che il lutto è qualcosa che non finirà, è qualcosa che non si può togliere dalla nostra vita, non è qualcosa di cui si può imparare a fare a meno, ma è qualcosa con cui si può imparare a convivere attraverso il sostegno di un professionista in questo lungo percorso, in questo lungo cammino da fare assieme. Ascoltandoti mi viene in mente quanto siamo a volte proprio impreparati a questi temi che ci stai descrivendo, e quindi quando arriviamo impreparati facciamo anche fatica a capire che abbiamo bisogno di aiuto, che ci può essere un aiuto in questa fase. Un po' mi viene anche in mente che viviamo in questa società che il filosofo Han ha definito società senza dolore, quindi quanto il dolore, lutto siano parole che non vogliono essere in qualche modo indagate, messe in luce. Cosa ne pensi rispetto a questo? Sì, sono purtroppo assolutamente d'accordo che, come dicevo, la complessità, quindi anche il sistema in cui noi viviamo, anche la malattia, il percorso di accompagnamento, purtroppo risentono di questo tentativo da parte della culturale, ma poi anche nel concreto, nella società stessa, a partire dal riconoscimento anche dalla messa in atto di alcuni servizi, per esempio alla cura, che possano non evitare con paura questo argomento, non evitando quello che è un bisogno forte da parte della persona, ma che possa creare in primis uno spazio di condivisione, di riflessione. Noi in termini tecnici la chiamiamo di educazione anche alla morte, che non è il ricordarci banalmente dobbiamo morire, non è quello, ma è l'aprire un terreno di riflessione che abbracci la malattia, che abbracci la perdita, che abbracci l'idea di arrivare alla fine della nostra vita non come qualcosa di temibile, ma come qualcosa che fa parte del nostro essere umani e che molte volte dà anche una consapevolezza diversa al nostro presente, ma soprattutto al nostro futuro, anche rispetto alla cura, perché sapere ed essere consapevoli che ad esempio quella malattia non porterà ad una guarigione, non porterà a ritornare come eravamo prima. Questo è un percorso che crea dolore, è vero, ma crea una sofferenza che deve essere normalizzata, deve poter trovare spazio, il dolore della perdita deve trovare spazio, perché è qualcosa che ci accomuna come esseri umani e che è normale, quest'idea della normalità, del dolore, è qualcosa che deve trovare spazio nella nostra società a partire dalle parole. Noi dobbiamo essere sempre più in grado di parlare di fine della vita, di normalità nell'esistenza e anche, perché no, a utilizzare a volte la parola morte di cui si fa fatica, ma che grazie ad essa ci può veramente aiutare nel pianificare e nel preparare con qualità quello che sarà la fase finale della vita nostra e dei nostri cari, che ha il diritto, non solo il dovere da parte nostra, ma il diritto per quella persona di vivere la fine della sua vita, della sua esistenza, nel modo più dignitoso possibile e con qualità. La qualità di vita anche e soprattutto alla fine della propria esistenza. Anche la morte, anche il morire deve essere di qualità, ma per farlo dobbiamo condividere la normalità della morte e valorizzare il processo naturale del morire, evitando però quello che è un dolore evitabile.
Continuando con le definizioni, tu sei tanatologa. Cosa vuol dire? Esatto, un termine che a volte sorprende, che Mm. incuriosisce, ma che, come dire, ci aiuta anche a capire che cosa c'è dietro a questo originario termine che è Thanatos, quindi la morte, e ipotizzare che cosa potrebbe fare una studiosa della morte. Una studiosa della morte è quella tanatologa. Una tanatologa è un professionista che può essere, in questo caso, nasco come psicologa, psicoterapeuta e l'abbracciare il tema della morte si inserisce già in un percorso di natura delle competenze psicologiche, ma la tanatologia abbraccia tutta una serie di dimensioni altre che hanno a che fare non solo con la morte, ma con il morire. Anche qua è importantissimo, anche nel percorso di accompagnamento, ricordarci che non dobbiamo pensare e lavorare sulla morte, ma sul morire, su quello che è la parte di vita, quindi il nostro vivere attorno all'evento morte. Quindi che cosa vuol dire? Tutto quello che è prima della morte, a volte quindi moltissimi anni prima, per esempio, come dicevo, a partire da l'approcciare, il sostenere, per esempio, persone con diagnosi di malattie a natura infausta o malattie croniche che comportano l'irreversibilità, quindi l'avere a che fare non solo con la morte, ma con le perdite. La perdita, quindi qualcosa che non tornerà più come prima. Questo è, come dicevo, uno stimolo a quello che è il lutto, ma che ci deve far capire che la morte è solo l'ultimo evento, l'ultima perdita, perché prima ci sono tutta una serie di perdite che, ad esempio, come tanatologa, posso prendermi cura assieme alla persona, assieme al sistema familiare, di quelle perdite. Come possiamo prepararci alle perdite che verranno? Come, per esempio, comunicare le perdite, a volte con, ad esempio, i nipoti, con i bambini, con gli adolescenti. A volte tanta paura attorno alle perdite è, ad esempio, su che cosa devo dire, che cosa non devo dire, che cosa posso fare o non posso fare. Ecco, la tanatologia, che è un po' questo studio di tutte quelle dimensioni attorno alle perdite, possono aiutarci a trovare delle dimensioni a partire dalla comunicazione e quindi tutto quello che è prima dell'evento morte e chiaramente quello che viene e verrà dopo, quindi il lutto posteriore alla perdita. Hai parlato molto di perdite. Nell'ambito della demenza a volte si sente parlare della perdita ambigua, quindi la persona c'è, è ancora viva, ma non c'è ed è una perdita difficile da elaborare. Sì, questo è la caratteristica che rende il percorso di cura con la persona con demenza unico, unico in termini di vissuti psicologici, sociali, relazionali, rispetto a tutte le altre condizioni di malattia. Ed è per questo che la definizione che tu riportavi di perdita ambigua è proprio ciò che caratterizza il lutto della demenza. Il lutto nella situazione di demenza viene proprio chiamato lutto ambiguo, che è caratteristico proprio di questa situazione. E da che cosa è caratterizzato? È un lutto, quindi come vi dicevo, tutta una serie, un percorso di risposte a questa perdita percepita, che però ha una sua unicità, che è proprio l'ambiguità. Che cosa vuol dire? L'ambiguità di una persona che è fisicamente presente per tanti anni e molte volte anche con una corporeità che ci rimanda a un'idea della persona sana. Quindi se dovessimo guardare il corpo di quella persona, è ancora presente, ma allo stesso tempo
è psichicamente assente. Quella persona non è più la persona che conoscevo. Mio marito, per come io l'ho conosciuto fino a quel momento, non è più lui. Ed è il titolo proprio di uno dei testi che ho scritto, che si intitola proprio Non sono più io. E questa è una frase che riportano costantemente i tantissimi familiari che io ho avuto la fortuna di conoscere e di seguire in questi anni di esperienza clinica. Ed è proprio questo, questa ambivalenza, questa ambiguità che è costante nella malattia, nella malattia di demenza e che però ha questa difficoltà, nel senso che porta a un tipo di lutto ancora più doloroso, che come dicevamo non si può a volte esprimere socialmente, perché tanti familiari mi dicono, eh sì, ma le persone che non sanno che io sto vivendo questa malattia, mi dicono, sì, ma tu sei fortunata perché hai ancora tuo marito vivo, ad esempio, no? Di cosa ti lamenti, di cosa sei triste? Tuo marito è vivo, perché l'essere vivo è equiparato all'essere fisicamente vivi. Purtroppo la demenza ha questa perdita, che poi è un insieme di perdite diverse, quindi c'è una perdita primaria, che è la perdita appunto della persona stessa per come la conoscevamo, quindi la perdita dovuta alla malattia, ma comporta tutta una serie di perdite secondarie. Quindi la persona perde il proprio ruolo e quindi io chi sono? Chi sono diventato? Questo è fonte di grandissimo dolore ed è proprio questo uno degli aspetti di questo lutto ambiguo. Questo però è importante da riconoscere, per quello dicevamo l'importanza di avere un contesto di cura dei professionisti che ti aiutino a comprendere che quel dolore che tu provi non è una semplice depressione, non è una manifestazione psicopatologica, ma è una reazione normale a quel lutto ambiguo, perché noi non siamo abituati a vivere questa ambiguità. E per questo uno degli aspetti del sostegno psicologico al lutto è proprio nell'aiutare il familiare a stare in questa ambiguità. Cosa vuol dire? Che l'ambiguità, a me piace sempre rappresentarla visivamente come l'idea di questa moneta, una moneta che ha due facce. Quindi noi abbiamo da un lato di questa moneta, nello stesso momento, quindi la moneta è sempre quella, della persona che abbiamo davanti, è lei, da una parte c'è quello che la persona ancora è per noi, quindi la persona è ancora in grado di essere sensibile, come è sempre stata, per esempio di accarezzarci, di sorriderci, e quello è un aspetto della persona che è ancora presente, ma dall'altra parte della moneta, nello stesso identico momento, c'è qualcosa che invece quella persona non è più. Quella persona, nostro marito, non è più in grado di essere quel marito responsabile che gestiva l'aspetto economico, il marito che mi ha portato a fare delle cose che adesso non è più in grado. Quindi l'ambiguità sta proprio nel cercare ogni momento di tenere sempre a mente che noi abbiamo questa moneta, che non può essere sempre solo da una parte, ma dobbiamo imparare a vedere questi due aspetti che sono opposti, ma che convivono allo stesso tempo. E questo anche per noi caregiver. Cosa vuol dire? Che da una parte della moneta c'è il bisogno della persona che di cui ci prendiamo cura. Il suo bisogno in questo momento qual è? È quello di avere delle cure, quello di avere sostegno, ma allo stesso identico momento c'è il nostro bisogno che è dall'altra parte della moneta ed è il bisogno, ad esempio, di prenderci una pausa da questo lutto, perché poter vivere il lutto, anche da un punto di vista psicologico, vuol dire allenarsi a stare in questa bilancia. Quindi, da una parte a stare nel lutto, quindi noi dobbiamo esprimere il nostro dolore,
trovare spazio per riconoscere che stiamo vivendo un lutto, quindi parlare con un professionista, per esempio anche la partecipazione a dei gruppi di automutuo aiuto, di sostegno con altre persone che vivono come noi un lutto, stare nel dolore, esprimere questo dolore, ma allo stesso tempo la bilancia deve essere in equilibrio quando viviamo questo lutto, soprattutto il lutto ambiguo, e dovremmo imparare, chiaramente anche attraverso l'aiuto di un professionista, a bilanciare con quello che nei modelli del lutto più recenti bene ci insegnano, che deve esserci anche un momento di ristoro emotivo, dove la persona deve prendersi una pausa, deve pensare al proprio bisogno, a volte anche distrarsi, evitare, che non è una negazione patologica, anche qua non abbiamo paura se in quel momento la nostra mente ci porta da altre parti e poi ci sentiamo in colpa. Questo fa parte del percorso del lutto, vuol dire che stiamo vivendo un lutto sano. Quando la bilancia invece comincia a pendere da una delle due parti, allora è importante fermarsi e capire assieme a un professionista che cosa potremo fare per recuperare questo bilanciamento. Che cos'è che ti ha portato a scrivere questo libro? Non sono più io. Qual è stata l'idea? L'idea è nata dall'esperienza clinica. Io sono ormai più di 15 anni che lavoro all'interno di strutture e ho a che fare con le storie e le emozioni e i vissuti, in particolar modo dei familiari, di persone con demenza che mi hanno sempre suscitato oltre che una grande ammirazione da un punto di vista anche umano per questa grandissima capacità di tollerare e di rimanere nella sofferenza invisibile, perché per me la sfida di questo libro e anche del mio lavoro è quella di dare voce, dare dignità e dare anche il diritto ai familiari che vivono queste situazioni di vivere il proprio lutto in maniera naturale, in maniera condivisa da una società che non abbia paura a parlare di perdite, a parlare di fine della vita, a parlare anche di morte, che sia morte psichica e non fisica, e che possa partire dalla voce delle persone che hanno e che stanno vivendo tutto questo. Perché per me questo libro è nato proprio dalle narrazioni, infatti io ho raccolto e ancora raccolgo le parole dei familiari, che sono, io credo, molto più esplicative di tutti i manuali di psicologia di questo mondo e che ci offrono uno spaccato di quello che il lutto nella demenza vuol dire, a partire da quelle parole da cui il titolo, Non sono più io, che non è solo della persona con demenza, all'inizio soprattutto della malattia, dove non si riconosce, dove si guarda allo specchio e prova tristezza perché si rende conto di qualcosa che non c'è più, ma diventa il non sono più io del familiare. Il familiare è quello che vive in maniera molto più intensa, purtroppo, questo percorso di lutto, anche quando il proprio caro entra in un equilibrio anche all'interno di strutture, per esempio, di contesti di cura appropriati. A volte invece questi familiari, nella mia esperienza, soprattutto anni fa, ehm, soffrivano dell'incapacità a dare voce a questo lutto, perché non se ne parlava, perché appunto c'era un'idea di segretezza, di dover evitare, di dover tenere per sé questo dolore, come se fosse normale il vivere il proprio lutto tra le mura di casa con il senso di colpa e con l'incapacità a poter anche non solo esprimere il proprio dolore, ma nel poter pianificare e nel costruire un percorso di cura di qualità, anche rispetto a se stessi, perché non si può fare un accompagnamento, non si possono pensare cure palliative, ma neanche una cura al lutto nella persona con demenza se non si prende in carico il lutto del familiare. È qualcosa di incompleto che rischia di portare con il tempo anche una serie di esiti, allora sì, anche psicopatologici, perché il rischio, come dicevo, è che se il lutto non trova espressione,
del proprio familiare possa, dopo la morte, anche dopo molti anni dalla fine del percorso di malattia, ritornare con una sintomatologia non solo psicopatologica franca, quindi non parlo solo di ansie, depressioni, ma che ha a che fare con un vero e proprio trauma, che ha a che fare con una lacerazione dell'anima, un familiare che non ha avuto il tempo, il modo di poter esprimere il proprio lutto e quindi di potersi dire: ma io chi sono adesso? Chi sono diventato io? Non sono più la moglie di mio marito, ma che cosa sono adesso? Chi sono? Quindi questo lavoro sul ritrovare una nuova identità, perché lavorare con il lutto per me è stato partire dall'idea di chi sono io, chi sono stato prima della malattia, nel mio caro, chi sono adesso durante la malattia, ma soprattutto chi sarò io quando il mio caro non mi riconoscerà più o quando alla fine della sua vita non ci sarà più fisicamente. E quindi questo desiderio, questo bisogno attraverso le narrazioni di trovare voce all'interrogativo principale. Quindi chi sono, chi sarò io. Grazie. Ci sarebbe da stare ore su questi argomenti. Hai toccato in profondità che il significato della vita umana. Ci sono stati anche altri termini che magari in un altro momento mi piacerebbe approfondire, il tema della spiritualità, il tema della dignità. Adesso per chiudere volevo chiederti se vuoi lasciare un messaggio alle caregiver, ai caregiver, a chi si occupa di demenza in generale. Sicuramente l'idea di ricordare i propri diritti, non solo nelle leggi, perché quelli è sicuramente un aspetto che a volte si fa fatica anche a condividere, perfino con i professionisti, nell'equipe. Quindi il mio messaggio è: non abbiamo paura, ma anzi coltiviamo quelli che sono i nostri diritti come cittadini, ma ancor prima come esseri umani che possano vivere una vita felice anche nelle fasi più avanzate. A me piace parlare di felicità perché credo che non ci sia solo il diritto a non aver dolore, ma il diritto a poter essere ancora felici fino all'ultimo momento della propria esistenza, anche di fronte alle perdite, anche di fronte al dolore, perché ricordarci il diritto a questo implica a volte anche una consapevolezza diversa nello scegliere anche dei percorsi di cura, nello scegliersi anche dei percorsi personali di cura, senza la paura, senza il sentirsi in colpa e ricordandosi, ecco, un altro mio messaggio rispetto alle perdite che si vivono, di ricordare che appunto sempre quella bilancia, non aver paura a volte a prendersi anche il proprio spazio per vivere una vita anche con il lutto, anche con quella perdita. La vita non finisce, la vita non deve finire, anzi, e soprattutto rispetto ai legami, che è un po' quello che il lutto ci insegna, il supporto, il sostegno al lutto. Il lutto, vivere il lutto non vuol dire eliminare quella persona, non vuol dire interrompere i legami con quella persona, sia nella malattia che quando la persona non ci sarà più, ma cercare di mantenere quei legami che possano essere continui, ma sotto delle forme diverse, che possono essere, come dicevamo, più connessioni emotive, che possano essere spirituali, che possano essere al di là dell'aspetto fisico, ma ricordarci sempre questo, del mantenere questi legami anche con la perdita, perché questo possa dare il senso al lavoro sul lutto, ma anche il senso più generale al nostro essere persone, oltre che caregiver. Grazie Elisa per averci dedicato il tuo tempo per questo progetto Caregiver Veneto in Rosa e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie Antonella e grazie a tutti voi.